Beh, io penso che sia sempre positivo fare degli incontri, quindi creare degli appuntamenti dove eventualmente sviscerare alcuni nodi. Se però la consigliera del 5 Stelle ha qualche titubanza dopo 4 anni e mezzo di amministrazione sulle competenze della polizia locale, mi chiedo dove sia stata sino ad oggi e come mai non l'abbia fatto prima. L'assessore comunale alla sicurezza risponde così alla consigliera pentastellata Elena La Rocca, che nel lanciare un incontro sul tema al Candiani puntava il dito su quali fossero le competenze della polizia locale, a suo avviso un po' eccessive rispetto a quello che è stato il corpo finora. Certamente per quanto riguarda questo specifico tema, indubbiamente ciò che svolge come compito la polizia locale è nelle sue corde e quindi rispetta assolutamente quelli che sono i confini e le competenze a loro spettanti. D'Este poi ringrazia i cittadini che finora si sono resi parte attiva nella collaborazione con le forze dell'ordine. Lo chiedevamo da tempo e si sta realizzando, cioè quella di avere una partecipazione attiva da parte dei residenti, sia per quanto riguarda le segnalazioni, ma soprattutto quello che io chiamo senso di appartenenza, riconoscimento del bene comune, che quantomeno sotto il profilo morale è un atto dovuto e quindi li ringrazio sì perché la loro attenzione verso i vari fenomeni e i problemi che riguardano il nostro territorio ci aiutano in questo senso a fare attività ancora più mirata.